Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto stanno succedendo effettivamente parecchie cose. Da una parte c'è l'ondata di maltempo che ha investito quasi tutta la regione, con piogge importanti in pianura e nevicate molto importanti in montagna, tanto che ci sono anche oggi problemi di viabilità, di traffico in alcune zone. Ieri ce ne sono stati molti di più, con i vigili del fuoco che hanno dovuto intervenire per rimuovere mezzi incidentati, mezzi bloccati. Qualcuno, come sempre, si è avventurato sulla neve senza le gomme termiche, senza le catene, senza l'adeguata preparazione, almeno dal punto di vista delle attrezzature, con tutte le conseguenze del caso. Vediamo, queste sono delle belle immagini che ci arrivano da Belluno, dalla zona delle Dolomiti. Questa è la nevicata addirittura delle ultime ore, perché c'è stato poi un seguito della neve nelle ultime ore, doveva finire ieri, invece sappiamo che stamattina ancora da qualche parte nevica. Lo vedremo fra poco perché abbiamo un collegamento in programma anche dalla montagna vicentina. Nevicate importanti su tutto l'arco dolomitico, ma anche sull'altopiano, sul Grappa, insomma sui rilievi considerati minori. Fra poco lo vediamo bene perché abbiamo i nostri giornalisti che stanno andando sul posto per vedere qual è la situazione, ma di questo parleremo poi. Partiamo un po' in ordine. Come sempre dedichiamo un po' di tempo al controllo di quelli che sono i dati dell'emergenza coronavirus, giusto per sapere poi, quando parleremo di Covid, qual è la situazione odierna. Allora, questi dati sono arrivati pochi minuti fa in redazione, sono quelli aggiornati a oggi. Come sempre succede che dopo le feste, dopo le domeniche, dopo i giorni di festa, il numero delle nuove positività si abbassa un po' a causa di un minor numero di tamponi o magari di qualche problema di trasmissione. Sappiamo che anche l'ULSS Padovano in questo periodo ha qualche problema proprio di gestione di dati, quindi sono dati un po' da prendere con le pinze. Però quello che ci dice il bollettino ufficiale è che nella giornata di ieri sono stati riscontrati 1928 nuovi casi. I casi complessivi in questo momento in Veneto sono 43.619. La crescita, come potete vedere, è molto alta, quindi ci sono casi, ci sono problemi e va tutto visto in prospettiva. Il numero delle persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza Covid è di 540.695, un numero davvero molto alto che insomma nessuno pensava di poter vedere. Sono 12.027 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid dall'inizio dell'emergenza che stiamo vivendo. Allora, scendiamo nella seconda parte della tabella, perché va visto tutto anche con la situazione legata alla sanità del Veneto. Allora, scendiamo per capire. Questi sono tutti gli ospedali del Veneto. Eccoci qua. Allora, 797 persone attualmente ricoverate in area non critica, un dato veramente alto, non rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi peggiori del lockdown, però insomma un dato importante in questo momento, di cui 723 che sono ancora positivi, 74 che si sono negativizzati. Le persone in terapia intensiva sono ben 132, quindi abbiamo 900 persone circa, qualcosa di più di 900 persone in ospedale in questo momento, 132 in terapia intensiva, di cui 124 ancora positive, 8 che si sono negativizzate nel frattempo. Queste sono le differenze, il delta cosiddetto
rispetto a ieri, sono 56 le persone in più, ovvero c'è un bilancio positivo di 56 unità per quanto riguarda l'area non critica, ed è un numero corposo. C'è un salto in avanti di 4 unità in terapia intensiva, naturalmente qualcuno è stato dimesso e qualcuno è entrato in terapia intensiva. Sono da segnalare anche 4 morti nelle ultime ore. Questi erano i dati dell'emergenza Covid aggiornati a pochi minuti fa. Vediamo adesso insieme con la regia di Fabio Verin anche i dati delle vaccinazioni, perché sono importantissimi per capire bene un po' la cartina di tornasole di quel che abbiamo visto finora. Allora, questi sono dati aggiornati a mezzanotte, quindi freschissimi. 24.388 le persone, le inoculazioni della giornata di ieri. Siamo un po' indietro rispetto ai numeri dei giorni scorsi, ma è comprensibile, giornata di festa ieri, giornata di maltempo, è plausibile che le prenotazioni fossero meno rispetto al solito. Di queste 1.307 prime dosi. Ormai sono molto poche le seconde dosi, i cicli completati, perché chi ha fatto la prima dose dovrà fare la seconda fra un mese circa, quindi ci sarà un boom a gennaio, a fine dicembre, gennaio di seconde dosi. Al momento sono molto poche, sono 590, sono tanti invece le addizionali, i booster, la cosiddetta terza dose. Il Veneto ha somministrato il 95,1% delle dosi a disposizione. Sappiamo che nelle scorse ore ci sono stati contatti tra le regioni e tra le sanità regionali e il governo, perché con questi ritmi si rischia un po' di trovarsi a corto di dosi fra qualche settimana. Ovviamente sono stati annunciati arrivi di forniture e tutto quanto, però la paura di trovarsi, come è successo qualche mese fa, lo ricorderete, con tante prenotazioni e poche dosi, dover rimandare avanti poi gli aggiornamenti, le seconde e le terze dosi, spaventa un po' le sanità di tutta Italia. È un dato nazionale quello della mancanza di dosi. Allora, vediamo la situazione per quanto riguarda il numero di vaccinati sulla popolazione totale. Potete vedere qui la prima dose è stata inoculata al 77,5% della popolazione totale. Il ciclo completo tocca il 76% della popolazione totale del Veneto e la terza dose il 16,5%. Per capire bene questo dato però dobbiamo vedere la percentuale rispetto ai vaccinabili, che in questo momento sono gli over 12. Cambierà qualcosa fra qualche giorno con la possibilità di vaccinare anche i bambini fra i 5 e gli 11 anni, ma al momento la popolazione vaccinabile è quella over 12. 86% di questa popolazione è coperta. Ingraniamo un po' perché hanno scelto dei colori un po' che si perdono un pochino. Eccolo qua, 86% sono coperti con la prima dose, 84% dei veneti vaccinabili hanno anche la seconda dose. Questo è il sommatoria fra la prima e seconda dose e le prenotazioni. 18,3% dei veneti hanno già la terza dose. Anche questo è un dato importante visto quello che sta succedendo. Vediamo i bilanci, perché è cambiato anche questo grafico. Vedete le somministrazioni come stanno salendo. Siamo tornati, addirittura bisogna diminuire siamo tornati ai livelli di giugno, quindi livelli molto molto alti, però la gran parte sono terze dosi. Vedete questa colonna qui in rosso, vuol dire che le terze dosi sono preponderanti in questo momento, e invece le prime dosi stanno crescendo, e anche questo è un buon dato. La seconda dose ovviamente, ma la seconda dose è un richiamo, è un dettaglio tecnico, sta un po' diminuendo. Questi sono i dati della vaccinazione, li abbiamo messi a confronto con quelli dell'emergenza Covid. Ovviamente per capire bene che cosa sta accadendo bisogna aspettare i dati di domani, vedremo se li darà Zaia magari in conferenza stampa. Sappiamo che in questi giorni il governatore decide un po' all'ultimo momento in base a quello che sta succedendo. Ci sono segnalazioni che ci arrivano anche da Covid Point che sono andati un po' in tilt, centri tamponi in tutto il Veneto. C'è stato qualche problema, ci sono segnalazioni che arrivano dai telespettatori, ci sono segnalazioni che arrivano invece
questo è decisamente importante, ma ve lo diciamo al volo. Allora, è arrivata una segnalazione, un comunicato questa mattina dell'ULSS 6 che dice che a causa di protrarsi dei problemi informatici, ULSS 6 Padova naturalmente, determinati dall'attacco hacker, di cui ricorderete abbiamo parlato nei giorni scorsi, tutti i punti prelievo territoriali dell'azienda ULSS 6 Euganea sono chiusi, quindi in tutta la provincia tutti i punti prelievo sono stati chiusi a causa dei problemi informatici causati dall'attacco hacker. Purtroppo, sempre per la stessa ragione, non è possibile avvisare la popolazione che si era prenotata, quindi sostanzialmente non è possibile avvisare chi aveva una prenotazione per un prelievo che i punti prelievo sono chiusi, quindi si dovrà in qualche modo raggiungerli con l'informazione anche tramite Rete Veneta ovviamente. Per urgenza gli assistiti possono rivolgersi in azienda ospedaliera, via San Massimo Ospedale Sant'Antonio, o laboratori privati accreditati. L'ULSS dice: ci scusiamo per il disagio, del tutto indipendente dalla nostra volontà. Sappiamo che tutto è dovuto all'attacco hacker, pare che ci vorranno parecchi giorni, secondo alcune ipotesi addirittura qualche settimana ancora, per risolvere il disastro causato dall'attacco informatico portato ai server della sanità padovana. Allora, questo poi ce lo racconterà anche la nostra redazione di Padova, che sappiamo si sta informando proprio su questo argomento. Ora noi facciamo una prima brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché al ritorno dovremmo riuscire finalmente a parlare con i nostri colleghi in altopiano per vedere gli effetti della prima grande nevicata di questa stagione invernale, che dovrà portare la rinascita anche economica della montagna veneta, con lo sci che finalmente si può praticare, ma non solo con lo sci, con il turismo. Ovviamente ci sono tutte le ricadute del caso per la percorribilità, la viabilità, qualcuno che sale in montagna senza le gomme adatte o senza le catene, ma di questo parliamo poi. Adesso facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto, sappiamo, è un periodo un po' complicato, come tutto il resto d'Italia naturalmente, a causa della situazione legata all'emergenza Covid. Ci si sta abituando al Super Green Pass, che ormai è attivo da qualche giorno. Ci si sta abituando a questo nuovo assetto nella speranza di non dover entrare in zona gialla. Purtroppo è stato più volte annunciato, sono avvertimenti che arrivano, ma con questi dati è plausibile che il Veneto debba entrare in zona gialla sotto Natale. Ci saranno cambiamenti per i ristoranti, un settore già colpito duramente dalla pandemia. In Veneto succede anche però che è arrivata l'ondata di maltempo che ha imbiancato qualunque cosa al di sopra dei 500 metri circa, poi naturalmente fondovalle vicini ai rilievi si è scesi fino ai 200 metri, poi vedremo anche qualche servizio con interventi da parte di spazzaneve e spargisale praticamente in pianura. Dovrebbero esserci arrivate alcune immagini della nevicata nella zona compresa fra il Cansiglio e la Pedemontana, dove sappiamo che c'è stato qualche problema nella giornata di ieri, perché in molti si sono avventurati anche in zone un po' fuori mano, un po' più difficili da raggiungere, con veicoli che non erano certo attrezzati per raggiungere quei luoghi. Ovviamente con la nevicata che è scesa ieri ci segnalano mezzo metro di neve in alcune zone, qualcosa di più ovviamente sui rilievi, nelle fasce più alte, addirittura 30-40 centimetri in altopiano. Ovviamente 30-40 centimetri possono essere spazzati via, portati via, ma se qualcuno si avventura con senza le gomme termiche, senza gli pneumatici adatti, senza le catene a bordo, la situazione può farsi molto complicata. Infatti i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare intere famiglie bloccate in Cansiglio. Alcune persone ci risultano essere state bloccate anche sul Monte Grappa, bloccate ma non da intervento dei vigili del fuoco anche in altopiano.
queste sono altre immagini che ci arrivano sempre dal Bellunese. Vedete l'importanza della perturbazione che ha portato la prima vera neve. Naturalmente questa sì, è un disagio per alcuni versi, per chi si deve mettere alla guida, invece è decisamente una boccata d'ossigeno per il settore turistico, perché dopo quello che è accaduto l'anno scorso, ovviamente il turismo veneto di montagna si aspetta un'annata di grande richiamo. Sappiamo che sabato e domenica, secondo il meteo, dovrebbero essere 2 giorni bellissimi in montagna, con temperature basse, sole, quindi la possibilità di raggiungere i luoghi di montagna con le strade battute, con le piste da sci battute. Vediamo queste immagini che potrebbero essere dal Monte Grappa, forse, queste ultime immagini che ci ha fatto vedere comunque un'importante nevicata. Allora, abbiamo fatto comunque alla fine della giornata di ieri un po' il riassunto di come è andata in altopiano fra la Valsugana e la Pedemontana, la prima fascia pedemontana ai piedi dei rilievi. Vediamo com'è andata. Neve annunciata, neve arrivata già a bassa quota, andando a interessare anche il comune di Bassano tra Campese e Varrovina, per poi imbiancare la Valsugana. 7 centimetri scesi a Solagna nelle prime ore del pomeriggio, in un centro paese che sapeva di Natale in occasione della tradizionale festa del Mandorlato. E ancora, sempre lungo la statale 47, guardate che roba, come dimostrano le immagini girate da Nicola Sfarnato e Stefano Marcon di Meteo Bassano e Pedemontana. E sono appena le 15:30. Qui continuerà a nevicare ancora per molto. Siamo già ai 10 cm, quindi i 10-25 che segnalavamo sulla mappa sicuramente verranno rispettati. Guardate che intensità! Va del 9 con il metro. Neve fresca, quindi nulla di... Vai. No, aspetta, te sfonda. Che ora? Siamo a 14 cm. Esatto. Se sotto i 200 metri la situazione è questa, altopiano totalmente innevato. Oggi aperti gli impianti di risalita, è ricominciata la stagione sciistica dopo il drammatico stop dello scorso anno. 30 centimetri in centro a Gallio e così pure a Roana. Questa era la situazione ad Asiago. Mezzi spargisale al lavoro per tutta la giornata, con inevitabili primi disagi al traffico. Ieri ci hanno dato una mano anche i nostri amici, gli amministratori, i sindaci, gli assessori dell'altopiano, che a volte ci mandano qualche immagine che ci arriva da quelle parti. Allora, noi vediamo nei nostri monitor di servizio che abbiamo anche delle immagini fresche, ma aspettiamo a dare la linea a Federico Fusetti e Federico Cibotto, che sono per noi in altopiano, per raccontarci come sta andando questa giornata, questa prima giornata dopo la grande nevicata, diciamo che è stata l'Immacolata, apre sostanzialmente quelle che sono le festività natalizie. Se il buongiorno si vede dal mattino, la nevicata che è scesa nelle scorse ore non può che dare un po' la sveglia a tutto l'altopiano, che ricordiamo proprio da ieri dovrebbe avere, a parte forse qualche comprensorio che sta ancora decidendo sul da farsi, dovrebbe avere tutti gli impianti sciistici aperti. Le Dolomiti non ne parliamo, sono aperte addirittura da qualche giorno in più. Le temperature consentono, questo ci hanno detto gli addetti ai lavori, le temperature consentono di sparare la neve, ovviamente non che serve per aver fatto uno strato sulla prima neve scesa la settimana scorsa, qualche giorno fa, quindi gli impianti sono a posto, i luoghi sono notevoli, questo lo sappiamo, lo sanno tutti i veneti che la montagna della nostra regione ha la fortuna di essere fra le più belle al mondo. Insomma, le cartoline dalle Dolomiti sono molto molto apprezzate anche all'estero, quindi c'è la possibilità di fare sport, di fare turismo, di andare in vacanza, di andare a visitare anche solo per un giorno questi territori bellissimi. Poi ovviamente tutto va fatto in sicurezza, ci sono le regole da seguire, la nuova legge prevede che,
la nuova situazione prevede che si possa sciare con il Green Pass, con la massima attenzione, utilizzando le mascherine quando ci sono eventuali assembramenti. Invece chi va a farsi una ciaspolata, magari chi fa lo sci da fondo, ha sicuramente la possibilità di fare diversamente, però ricordiamo, è importante avere sempre e comunque il certificato quando si fanno le cose, per cui è indispensabile. Allora, in attesa di andare avanti, chiedo alla regia se possiamo collegarci con Vicenza, oppure se mandiamo una breve con Vicenza, scusate, con l'altopiano di Asiago, oppure se facciamo una breve pausa pubblicitaria e quando tornate troveremo i nostri colleghi già posizionati. Allora, facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo, poi andiamo ad Asiago in altopiano a vedere la nevicata, a vedere questa montagna veneta finalmente con la sua veste migliore. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo riusciti a raggiungere i nostri colleghi Federico Fusetti e Federico Cibotto, che sono saliti per noi in altopiano dei 7 comuni, imbiancato dalla neve. Vediamo Federico Fusetti che correttamente indossa la mascherina, perché sappiamo che per accedere ai mercatini, all'area in cui sono i nostri colleghi in questo momento, è indispensabile la mascherina. Asiago, in ogni caso, vista la situazione, visto il numero dei contagi, la mascherina è sempre bene portarla, è vero Federico? Già, buongiorno Ferdinando, è proprio così, la mascherina è proprio resa obbligatoria anche da un cartello che c'è qui all'ingresso dell'area dei mercatini di Asiago, mascherina obbligatoria, Green Pass da esibire e naturalmente il distanziamento, anche se oggi non c'è molta gente, però insomma tanto ci hanno raccontato che ieri qui era molto bello perché con la fitta nevicata che c'era, insomma il panorama era ancora più affascinante, però direi che anche oggi non è male, nel senso che comunque è tutto molto imbiancato. I gestori delle bancarelle qui stanno tenendo ben pulito davanti a loro. Federico Cibotto vi sta mostrando qual è un po' il panorama qui in piazza ad Asiago e direi che davvero l'atmosfera è molto natalizia e molto bella. C'è un discreto movimento di persone, un po' di turisti, un po' di persone che comunque visitano il mercatino. Sono una dozzina di casette, ecco, che vendono un po' di tutto e insomma ci hanno detto, e poi andiamo naturalmente anche a sentirli, però ci hanno raccontato insomma che ieri hanno avuto questa fitta nevicata, oggi stanno un po' sistemando e adesso sperano di cominciare a lavorare sul serio. Quindi la situazione attualmente è questa, siamo attorno a 0 gradi, quindi comunque la temperatura è bassa, ma ecco c'è, come ripeto, un discreto movimento qui in piazza d'Asiago. Le strade sono oggi tutte pulite anche qui ad Asiago, anche le strade che diciamo raggiungono scusate ma mi si stanno appannando gli occhiali, le strade anche che raggiungono le varie contrade insomma di Asiago sono tutte pulite, ci hanno confermato dall'amministrazione comunale, quindi mezzi che sono intervenuti fin da ieri sera e che attualmente, facciamo così, ecco, strade che attualmente sono pulite, praticabili, quindi non ci sono grossi problemi. Ecco, se vuoi chiedermi, Federico, prevengo la tua domanda. Sì, prego. Allora, quello che ci chiedono un po' i nostri telespettatori, che magari qualcuno si è spaventato ieri sentendo di rallentamenti, di incidenti, si sa che c'è stato qualche piccolo problema perché ovviamente la neve porta disagi per il traffico, ci sono state delle zone in cui si sono verificati rallentamenti, qualche tamponamento, niente di grave, però traffico un po' in tilt. Ecco, voi salendo in altopiano a che quota avete trovato la neve o comunque le strade appena più sporche?
Direi esattamente a metà, quindi attorno ai 550 metri di altezza, di altitudine anzi, improvvisamente insomma ci si è aperto, ecco, un panorama bianco, quindi esattamente a metà, attorno ai 500 metri, quindi a metà anche dei tornanti. Prima non c'era nulla e improvvisamente panorama imbiancato. Le strade comunque pulite, basta prestare un po' di attenzione, questo sicuramente, si riesce ad arrivare tranquillamente ad Asiago, con un po' di prudenza, quello sì, perché in effetti ci sono dei punti in cui si è un po' accumulata la neve. Qui ad Asiago strade, ripeto, pulite, con la neve accumulata ai lati. Comunque insomma è bene essere attrezzati, avere gomme adatte o le catene, perché comunque la neve c'è e ce n'è anche parecchia, a dire il vero. Sappiamo che ieri c'è stato, questo ci ha segnalato la Polstrada, nella zona della Valsugana invece, quindi da Primolano in poi c'è stato un problema di appunto strade impraticabili per i mezzi pesanti che sono stati bloccati da ieri sera fino a questa mattina alle 7:30, poi strade pulite, il traffico è ripreso regolarmente, per le auto non si è mai fermato il traffico, mentre i mezzi pesanti si sono anche un po' sparsi la voce tra di loro, gli autisti, e non ci sono stati comunque disagi particolari neanche da ieri sera a questa mattina. Ecco, quindi direi che con un po' di prudenza in queste zone si arriva dappertutto, assolutamente. Stavo guardando se vedevo qualcuno, ecco, ci sono comunque i cartelli, non so se Federico Cibotta aveva già fatto vedere il cartello dei mercatini che conferma insomma l'obbligo del Green Pass, la necessità di avere la mascherina indossata, e quello ce l'abbiamo anche noi, e poi anche il distanziamento che ci deve essere, quindi tutto sotto controllo, regole rispettate, direi situazione buona. Toglici una curiosità, ma sta ancora nevicando in altopiano o sono i tetti che sgocciolano in questo momento? Sì, no, sono i tetti, abbiamo trovato proprio poca neve lungo la strada, ma proprio diciamo per qualche centinaio di metri. Per il resto attualmente il cielo è molto nuvoloso, però non ci sono segnali per cui possa riprendere a nevicare, direi. Allora Federico, prima di lasciarvi andare, un'ultima domanda, perché poi vorremmo ricollegarci con voi nel seguito della nostra informazione. Certo, che aria tira da quelle parti? Cioè, questa nevicata ha portato nei commercianti, chi organizza il settore turistico, nell'amministrazione magari dei comuni dell'altopiano, una certa aspettativa? Sì, direi proprio di sì, cioè sono molto contenti che abbia nevicato, hanno insomma lavorato un po' per pulire le zone attorno, in questo caso, alle casette di legno dei mercatini, ma sono molto contenti e adesso c'è l'aspettativa di cominciare a lavorare sul serio. Questo è proprio, l'abbiamo colto come sentimento un po' diffuso per tutti i commercianti. Molto bene, allora ringraziamo intanto Federico Fusetti e Federico Cibotto per questo primo collegamento, poi nel secondo sicuramente ci mostreranno ancora un altro versante di questa stagione invernale turistica per l'altopiano, che ne aveva davvero bisogno, come tutta la montagna veneta in generale. Grazie, buon lavoro, a dopo. A dopo. Allora, torniamo in studio. Allora, noi siamo pronti adesso per collegarci fra pochissimo via Skype con la nostra redazione padovana, perché la situazione è non della neve, non del maltempo, ma legata alla gestione dell'emergenza Covid. Lo sappiamo, a Padova e provincia è molto molto complicata in queste ore. L'attacco hacker di qualche giorno fa, l'attacco informatico ai sistemi dell'azienda sanitaria ha creato veramente quello che non esitiamo a definire un disastro, con ripercussioni che si stanno vivendo ancora oggi, ancora in questo momento. Ricordiamo, sono stati chiusi tutti i centri prelievo dell'ULSS 6 Euganea. Non abbiamo ancora notizia di una riattivazione di questi centri, quindi è davvero difficile la situazione. Una zona in particolare dell'ULSS 6 Euganea sta vivendo ore di apprensione e di ulteriori difficoltà, è quella della Bassa Padovana, cosiddetta Bassa Padovana, ma bassa solo dal punto di vista geografico. Bisognerà prima o poi trovare un nuovo nome per quest'area che soffre un po' di questa nomenclatura così particolare.
In sostanza l'ospedale cosiddetto di Schiavonia a Monselice è destinato a ritornare Covid Hospital. C'è stata una contrazione dei servizi del pronto soccorso, diventato punto di primo intervento proprio a ridosso dell'Immacolata. I sindaci qualche giorno prima avevano chiesto con una manifestazione a Zaia di non trasformare l'ospedale ancora una volta in Covid Hospital. Zaia in conferenza stampa e ai nostri microfoni ha detto: signori, non c'è niente da fare, bisogna stringere la cinghia, stringere i denti, portare pazienza. Ma di tutto questo ci parla Chiara Gaiani, che in questo momento è proprio davanti a quello che sembra più che un ospedale, è stato definito un aeroporto, è stato poi disegnato da un cosiddetto Archistar che aveva già fatto aeroporti. Più che un ospedale sembra un aeroporto, ma in questo momento c'è, mi pare di capire, ben poco movimento. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Tengo la mascherina perché appunto ci troviamo in questa zona che sta accogliendo solo nel reparto di malattie infettive in questo momento una sessantina di pazienti. Abbiamo appena raccolto un'intervista con un sindacalista che ci ha raccontato che cosa sta avvenendo all'interno dell'ospedale. Ebbene sì, i timori dei sindaci che abbiamo raccolto, insomma, e a cui abbiamo dato voce nei nostri servizi sono diventati concreti. Di fatto l'operatività, insomma la chiusura dell'ospedale è partita nella giornata di martedì. Con la giornata di ieri si è arrivati proprio alla chiusura tra virgolette definitiva. In realtà noi abbiamo visto qualcuno entrare e uscire, le visite ambulatoriali ancora si stanno facendo, è attivo e operativo il punto nascita, cosa che era avvenuta anche nella corsa insomma della precedente chiusura, però è chiuso tra virgolette chiuso il pronto soccorso, nel senso che accoglie solo pazienti con sintomatologia legata al coronavirus e sono chiuse tutte le sale operatorie. Questo perché il grosso problema all'interno dell'ospedale è ovviamente avere il personale preparato per soprattutto all'interno delle terapie intensive. Sono di solito gli infermieri, gli OS, gli operatori che lavorano nelle sale operatorie. Questo quindi porta a cascata alla chiusura delle sale operatorie per dirottare appunto il personale all'interno delle terapie intensive, e questo chiudendo la sala operatoria di fatto si chiude l'ospedale. Sono davvero giornate drammatiche per tutto questo territorio, perché questo è tra virgolette insomma l'unico ospedale, come prevedeva il piano regionale, per 44 comuni di questa zona del Padovano. Quindi parliamo di Colleogani, di quella appunto che tu prima insomma raccontavi essere la Bassa Padovana, con comuni molto importanti, molto popolosi, Monselice, Este, ma anche la stessa Montagnana, poi tutta la zona dei Colli. Questo era diventato un punto di riferimento, tra l'altro un ospedale fiore all'occhiello, non solo da un punto di vista anche strutturale, perché è un ospedale davvero molto bello, ma anche per la qualità delle cure che vengono erogate. Davvero insomma i cittadini sono molto preoccupati, anche perché ricordiamolo, da adesso saranno costretti di nuovo a quello che era il pendolarismo della salute. Ci sono state persone che la scorsa primavera si sono fatte il tragitto da Montagnana a Cittadella, si parla di oltre 70 chilometri con una viabilità difficoltosa, e davvero c'è molta preoccupazione. Credo tutti si stiano muovendo qui per chiedere alla Regione di trovare un'altra soluzione. Allora Chiara, adesso abbiamo la pubblicità che incombe. Volevo solo chiedere alla regia di far vedere questo dato che abbiamo nel computer, sono i dati di questa mattina, e a Schiavonia segnalano 34 persone ricoverate in area non critica e addirittura 10 in terapia intensiva, quindi su 130 ricoverati positivi in terapia intensiva 10 sono a Schiavonia. Vuol dire che effettivamente la conversione in Covid Hospital ormai è iniziata. Allora Chiara, adesso noi dobbiamo andare in pubblicità. Intanto grazie per queste prime informazioni. Se ci sono novità da Schiavonia non esitate a contattarci, le daremo in diretta nel nostro telegiornale. Siamo in onda fino alle 13:30. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Avete visto tantissime notizie oggi, quindi state con noi. Torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Siamo in onda fino alle 13:30. Tante le notizie. Abbiamo accantonato per un momento il tema climatico, la nevicata che ha imbiancato i rilievi del Veneto, dalle Dolomiti all'altopiano di 7 comuni, Montegrappa, le Prealpi. Tutto è pronto per una stagione turistica che dovrà essere per forza quella della rinascita. Adesso però stiamo parlando di sanità, stiamo parlando della gestione dell'emergenza Covid. Siamo andati a vedere l'ospedale di Schiavonia, sostanzialmente già in modalità Covid Hospital, con una contrazione di quello che sono le prestazioni per i cittadini, per i pazienti, per gli utenti, ma c'è un'altra importante novità dalle aziende sanitarie del Veneto. La prima che arriva è quella di Vicenza, ce ne parla Luisa Bertini da Lusotto Berica. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi. Una novità che era stata annunciata, quella della vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni a partire dal 16 dicembre, bene che oggi è stata confermata, perché a Vicenza, all'Ulsotto, partirà appunto la vaccinazione ai bambini il 16 dicembre, quindi saranno attivate al centro uditorio di Quartesolo 10 linee predisposte proprio per i bambini e ci sarà l'ausilio anche dei pediatri di libera scelta. Diciamo che il bacino a cui si rivolge è di 31.413 bambini afferenti al territorio dell'Ulsotto, della fascia tra i 5 e gli 11 anni. Questo è servito anche per far luce sui numeri del contagio che riguardano le scuole dell'infanzia, che diciamo quelle dei bambini più piccoli sono le classi più colpite, e qui nel territorio Ulsotto 48 classi sono in quarantena e sembra proprio che questo sia il problema più serio, anche in virtù del contact tracing che diciamo sta perdendo colpi, perché a fronte di ogni positivo ci sono poi 20 persone da rintracciare. Altra novità annunciata che in accordo con la Regione a partire da domani ci sarà la possibilità di eseguire il tampone rapido proprio per rientrare all'interno della scuola, per il rientro degli alunni all'interno della scuola, effettuandolo anche dai pediatri di libera scelta. Diciamo che oggi si è fatta anche la panoramica più in generale su quello che è il contagio Covid, contagi che continuano a crescere e che nell'ultima settimana qui nell'Ulsotto sono aumentati con 1.476 casi appunto in 7 giorni. Ad oggi ci sono 98 ricoverati per Covid, tra 90 a Valdagno e a Vicenza al San Bortole. Poi riagganciandomi a quanto dicevi prima, quindi all'apertura dei Covid Hospital, diciamo che anche qui il trend è quello di aumentare i posti proprio riservati ai pazienti Covid. Quindi già sono state riattivate le aree Covid, 20 posti a Medicina, 20 a Noventa, 20 a Valdagno, che però da lunedì passerà a 28 posti proprio perché si stanno saturando i posti al momento ancora liberi, e il direttore generale metteva in luce proprio che i 28 posti rappresentano quanto c'era già stato anche nella precedente ondata, quindi di fatto siamo in emergenza a tutti gli effetti. Si rinnova ovviamente l'invito alla vaccinazione e anche quello rivolto ai bambini ovviamente. Allora Luisa, intanto grazie per queste prime informazioni, tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera, dove verrà dato sicuramente ampio spazio anche a tutte le altre informazioni. Se ci saranno altre novità dall'Ulsotto non esitare a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Noi ringraziamo Luisa Bertini per questo primo collegamento ormai ufficiale. Si parte con le vaccinazioni 5-11 anni, situazioni abbiamo sentito di forte stress per le terapie intensive del Veneto. Abbiamo già sentito le novità da Schiavonia, adesso fra poco dovremmo riuscire a sentire anche Padova, perché anche l'ULSS Eugania, nonostante tutti i problemi del caso, sta organizzando la campagna vaccinale. Ci dicono dalla nostra redazione padovana che dal 16 dicembre si parte con la fascia 5-11, stanno studiando gli esperti, gli addetti ai lavori dell'ULSS 6, un sistema di prenotazioni con pediatri a chiamata, quindi è tutto ancora da sistemare. Non manca molto tempo, perché naturalmente manca una settimana sostanzialmente all'avvio di questa fase
completamente nuova della campagna vaccinale in Veneto. Allora, eravamo a Padova, restiamo a Padova perché sono arrivati i dati dei controlli del Super Green Pass, dati abbastanza aggiornati. Sono stati infatti 24 le sanzioni comminate nelle scorse ore, di cui 19 personali e 5 ai danni di esercizi commerciali, fatte a Padova dalle forze dell'ordine per inosservanza delle misure di contenimento del Covid, tra Green Pass e mascherine. Lo rende noto la prefettura di Padova, precisando che sono state controllate 2.292 persone, 332 esercizi pubblici. Nelle prime 2 giornate di controlli in provincia di Padova sono state sanzionate in tutto 28 persone e 9 attività commerciali. Eravamo a Padova, restiamo a Padova per fare il punto sull'attacco hacker rispetto a quello che abbiamo detto prima e a quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Sentiamo. Le ripercussioni dell'attacco hacker ai server dell'USL 6 non si fermano. Nelle scorse ore l'azienda sanitaria locale ha avvisato della chiusura dei punti prelievi. A causa del protrarsi dei problemi informatici dovuti all'attacco hacker, tutti i punti prelievo dell'azienda USL 6 Ugania sono chiusi, si legge nel sito. La comunicazione è stata inoltrata ai cittadini dai sindaci padovani. Per urgenze gli assistiti possono rivolgersi all'azienda ospedaliera di Padova nelle sedi di via San Massimo, presso l'ospedale Sant'Antonio o ai laboratori privati accreditati. Intanto da ieri l'ospedale di Schiavonia è a tutti gli effetti Covid Hospital e in pronto soccorso vengono accolti solo pazienti Covid. Chiudiamo il giro, per così dire, padovano con una doppia notizia. Da una parte si è parlato dei vaccini del giorno dell'Immacolata durante la cerimonia della cosiddetta Madonna dei Noli. Poco lontano dalla chiesa un corteo Novax che viene definito dalle forze dell'ordine sottotono. Pochi irriducibili per un corteo sotto la pioggia dai toni decisamente meno forti rispetto a quelli che si vedono ormai da tante settimane. La stanchezza comincia a serpeggiare tra il popolo Novax. Non arrivano a un centinaio, insieme a loro anche qualche studente contrario al Green Pass. Prima di partire una manifestante chiede al leader del movimento veneto No Green Pass di ridurre i cortei perché è difficile partecipare a tutti. Alla fine la manifestazione di Padova si svolge in un paio d'ore da Piazzetta Sartori a Prato della Valle, tra il disappunto di qualche passante stanco di sentire urlare da mesi i soliti slogan. Da Padova passiamo ad Asolo, dove c'è stato un boom con tanto di record di positivi. Fioccano nell'asolano le ordinanze per limitare i contagi. Mascherine obbligatorie all'aperto e nei luoghi pubblici al chiuso, obbligo di FFP2 sono alcune delle misure dell'ordinanza che il sindaco di Asolo sta predisponendo a fronte degli ultimi dati sull'andamento dei contagi nell'area. Oltre 600 positivi ogni 100.000 abitanti, 3 ricoveri solo stamattina e numerose classi in DAD preoccupano. Ho già contattato i nostri miei responsabili di settore per domani mattina per emettere un'ordinanza che contiene un po' di, tra virgolette, chiamiamoli anche di obblighi, quali l'utilizzo della mascherina, l'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'interno degli ambienti chiusi. Stiamo pensando di ridurre la capienza del teatro anziché la biblioteca. Alcuni eventi li stiamo cancellando e altre azioni di richiamo forte nei confronti dei cittadini, perché dobbiamo comunque dare dei segnali. La preoccupazione è forte ed è condivisa anche da altre amministrazioni di questa fascia della Pedemontana trevigiana, zona che conta la presenza di numerose aziende con contatti all'estero e soprattutto storica roccaforte Novax. Se la percentuale di popolazione vaccinata nella Marca è dell'83%, qui ci si attesta al 73, 10 punti in meno. Anche a Pieve del Grappa, dove sono moltissime le classi in quarantena, si stanno prendendo contromisure. Abbiamo preso delle decisioni un po' dolorose visto il periodo, tipo sospendere i canti dei bambini sotto l'albero. Oggi avevamo la sfilata degli alpini con il pranzo e gli alpini con grande senso di responsabilità hanno rinunciato al pranzo sociale e nei prossimi giorni chiaramente vedremo modificate quelle che sono le attività in programma, proprio perché finché la situazione non ritorna a livelli di normalità e riusciremo ad abbassare la guardia,
è bene prestare attenzione a quello che viene fatto in vista del Natale. Le occasioni di incontro e di assembramenti rischiano di essere troppe, quindi stiamo cercando di continuare con una normalità che però tenga conto della difficoltà del momento. Moltissime le classi in DAD con interi plessi costretti a lasciare a casa bambini e ragazzi. Dei genitori, prima vi dicevo che abbiamo delle classi in quarantena, ma dei genitori mi hanno scritto, mi hanno contattato dicendomi ma non vi conviene chiudere le scuole da adesso fino a dopo le vacanze di Natale, visto che c'è tutto questo continuo andare in vieni verso il Covid point. Un'ipotesi sulla quale è intervenuto anche il direttore generale dell'ULSS. È chiaro che se le scuole anticipassero di una settimana la chiusura potrebbe agevolare indubbiamente il sistema, ma questo, come lei sa, non dipende da noi, dipende dal Ministero dell'Istruzione, quindi saranno loro che ci diranno se ci sono le condizioni già per chiudere una settimana prima, per evitare appunto un aumento di numero di positivi all'interno delle classi. Torniamo a Vicenza perché sta crescendo, nonostante i dati un po' contratti che abbiamo visto, ma causati dalla festività di ieri, sta crescendo, dicevamo, la prestazione vaccinale dell'ULSS 8 Berica. Ci sono tantissime richieste, l'azienda sanitaria addirittura consiglia ai cittadini e alle persone di controllare più volte durante la giornata, naturalmente un consiglio che giriamo a chi dovesse essere interessato, le possibilità di prenotarsi, perché vengono aggiunti continuamente slot, vengono aggiunti continuamente possibilità nei vari centri vaccinali. La nostra redazione vicentina ha fatto un po' il punto della situazione. Il cambio di tendenza è consolidato. I vicentini hanno risposto in queste ore all'invito alla vaccinazione con la dose booster, la cosiddetta terza dose, e i vertici dell'ULSS 8 sono al lavoro per dare risposte concrete. Il consiglio alla popolazione è di controllare costantemente il sito, perché da parte dell'azienda c'è la volontà continuamente di implementare la possibilità per la vaccinazione dose booster. Adesso si aggiungono anche i medici di base che cominceranno a vaccinare nei loro ambulatori. Già iniziato anche il lavoro in preparazione alla campagna vaccinale che, dopo l'ok di EMA e di AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, coinvolgerà i bambini dai 5 agli 11 anni. Certo, lo aspettiamo da metà dicembre, anche perché in questo momento il grosso impatto dei positivi è sulla fascia di età fino a circa gli 11 anni. Vediamo un attimo, situazione un attimo delicata sulle scuole. Il consiglio è che, siccome è un vaccino ampiamente testato anche nell'età pediatrica e già usato in altri paesi, i genitori portino con tranquillità i bambini a vaccinare. Ci sarà l'apporto fondamentale dei pediatri. Fondamentale il loro consiglio ai genitori. E ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, abbiamo fatto un po' il punto della situazione legata all'emergenza Covid, prima invece abbiamo parlato di neve, soprattutto sotto il profilo turistico e anche quello logistico, perché ovviamente con le strade innevate gli spostamenti possono essere difficoltosi. Torniamo a parlare di commercio, di economia invece, perché l'Immacolata ha dato il via, come dicevamo, alle feste di Natale, alle feste di fine anno e scusate, nel frattempo ci arrivano notizie dalle nostre redazioni di Venezia. Allora andiamo avanti intanto. Abbiamo fatto il punto con i ristoratori, gli esercenti, i bar per quanto concerne l'immediato futuro. Sentite cosa ci hanno detto. La parola d'ordine rimane quella di salvare il Natale. Commercianti che tutto sommato sembrano soddisfatti. La gente ha ricominciato ad avere voglia di acquistare. Più preoccupati invece i ristoratori, molte le disdette per quanto riguarda i cenoni di Capodanno. Leggermente meglio il Natale. L'aumento dei contagi e il Super Green Pass stanno mettendo a dura prova queste festività.
Le prenotazioni hanno avuto ci sono state diverse disdette nei giorni subito dopo il 24, dopo l'annuncio delle ultime restrizioni, però c'è stato adesso un allineamento, ecco, le persone che sono vaccinate sono consapevoli di poter uscire con i limiti appunto di essere sempre a disposizione di mostrare il Green Pass che viene controllato. Se non ci saranno novità dell'ultimo momento, il Natale dovrebbe essere salvo per i ristoratori, diversa la situazione per la fine dell'anno. Questa grossa perdita delle cene di fine anno, che effettivamente sono saltate quasi tutte, sono rimaste le cene più piccole dove le persone si conoscono fra di loro, tutti siamo consapevoli che i nostri commensali abbiano il Green Pass e quindi i gruppetti da 4, 8, 10 persone sono frequenti. Tutte le cene di decine di persone sono praticamente state cancellate. Ai ristoratori che potrebbero dimenticare di chiedere il Green Pass, Dania Sartorato dice: attenzione, i controlli ci sono. Dei colleghi hanno segnalato proprio recentemente di aver avuto delle disdette per cene di 40 persone e il cliente che ha disdetto avrebbe risposto che vanno da un'altra parte a mangiare dove non gli viene chiesto il Green Pass. Ed aggiunge: ripeto, i controlli ci sono stati, lo confermo, perché anche nel mio locale sono stati ieri in Borghese, in 2 che hanno consumato al banco, poi sono andati via, poi sono ritornati al banco, hanno riordinato e si sono seduti dal banco al tavolo di loro iniziativa e quindi gli siamo corsi dietro a controllare il Green Pass. Hanno detto bene perché siamo controllori del Green Pass rafforzato. Commercianti invece soddisfatti. Quello che registriamo è dal punto di vista del commercio una buona tenuta e anzi una crescita rispetto l'anno scorso vivevamo situazioni un po' più complicate nello stesso periodo, comunque una crescita percentualmente positiva in questo senso. Probabilmente il Natale rimane il momento nel quale almeno, diciamolo così, gratifichiamoci con un regalo, con un pensiero. L'anno scorso pensavamo, termina Capraro, che fosse l'ultimo inverno condizionato dal Covid. Ci troviamo fortemente condizionati anche in provincia di Treviso e anche per questo Natale, per cui sono numeri che diventano pesanti soprattutto per questo tipo di attività, perché sono numeri che si aggiungono ormai al 20° mese di pandemia. Questo tema delle disdette, degli annullamenti, delle prenotazioni, delle cene aziendali che mancano dall'agenda dei ristoratori, della ristorazione in generale in Veneto da qui a Natale è molto sentito anche nel Bassanese. Sentite cosa ci hanno detto i ristoratori di quel territorio. In questi primi giorni di Super non c'è solo il Green Pass, ma anche la confusione. Sono in tanti a non avere ancora ben chiare le dinamiche di utilizzo del certificato verde base e di quello rafforzato, e fra le categorie più penalizzate in tal senso c'è quella dei ristoratori. Sta andando come sempre quando ci sono queste cose nuove, un po' di confusione, nel senso che molti clienti non capiscono ancora che la differenza tra i 2 Green Pass. Proprio oggi uno si è presentato dicendo appunto che ha fatto il tampone ieri, quindi poteva accedere, io ho detto che assolutamente non può farlo. In attesa delle nevicate natalizie, intanto fioccano le disdette di cenoni e cene aziendali, una perdita che rischia di segnare un solco sull'economia di queste feste. Purtroppo sì, noi per il pranzo di Natale avevamo già diverse decine, insomma una ottantina di persone prenotate, già 20 hanno disdetto. Ci sono tanti imprenditori che mi chiedono di fare la cena aziendale, ma hanno qualche dipendente che va al lavoro solo col tampone e non possiamo farlo accedere. Loro mi dicono che per loro i dipendenti sono tutti uguali, quindi rinunciano alla cena aziendale. Il problema sanitario è importante, ma anche quello economico è molto importante. E una ricaduta importante, forse un po' nascosta anche della pandemia, è quella sui contatti che riceve il telefono amico. Vediamo. Le richieste di aiuto al centro di ascolto di Padova di telefono amico sono cresciute del 58% rispetto ai livelli pre-pandemia. Da gennaio a ottobre 2021 sono già state ricevute dal centro veneto dell'organizzazione di volontariato quasi 4.500 telefonate. Nello stesso periodo del 2018 erano invece poco più di 2.800. L'83% delle chiamate fatte quest'anno proviene da utenti nuovi che prima della pandemia non avevano mai avuto necessità di confrontare
conforto e proprio il Covid rappresenta il 15% di richieste di aiuto. Delle quasi 4.500 chiamate ricevute da telefono amico nel 2021, il 58% è stata fatta da uomini, il 22,8% da persone tra i 36 e i 45 anni, il 43% da persone dai 46 ai 65 anni. La squadra di volontari che risponde al telefono è composta da 58 persone che donano gratuitamente il loro tempo e il loro ascolto, ma servono sempre più volontari per incrementare il servizio alla luce di questo bisogno di aiuto. Diventare volontari è semplice, bisogna offrire supporto con il dialogo e la valorizzazione delle risorse interiori. Essendo un'attività delicata, bisogna sostenere un corso tecnico-pratico di circa 6 mesi. Il prossimo corso inizia il 13 dicembre ad Abano Terme. Cambiamo decisamente argomento, mettiamo da parte per qualche minuto il tema di questo periodo che è quello del Covid. Andiamo alla cronaca, perché ci arriva da Padova una notizia riguardante un grosso sequestro di articoli pirotecnici, di fuochi d'artificio, quindi una situazione che potrebbe coinvolgere parecchie persone verso fine anno. Quasi 500.000 di articoli pirotecnici regolarmente detenuti, contenenti polvere pirica per oltre 5 quintali e mezzo e quasi 1,3 milioni di luminarie natalizie non a norma sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Il valore stimato della merce ammonta a circa 400.000 euro. I sequestri sono avvenuti in 6 esercizi commerciali inseriti nel centro ingrosso Cina di Padova, in prossimità della stazione ferroviaria, e nei comuni euganei di Due Carrare, Campo San Piero e Casale di Scodosia. I finanzieri hanno visto scaricare un'ingente partita di fuochi d'artificio da un tir nelle vicinanze di un grossista di questo centro ingrosso, e da qui è partita un'inchiesta che ha portato a ricostruire la filiera di approvvigionamento, accertata l'assenza di precauzioni. Le confezioni della merce erano state nascoste dietro ad altri prodotti infiammabili. Andiamo avanti con la cronaca. È stato arrestato dalla polizia un rapinatore seriale. È accusato di avere messo a segno almeno 5 tra furti aggravati e rapine nelle ultime 2 settimane in centro a Treviso. Un nigeriano di 27 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura dopo l'ennesimo colpo messo a segno l'altro giorno in un negozio di Corso del Popolo. Dopo gli accertamenti gli vengono ora attribuiti anche 4 altri colpi messi a segno sempre nell'area di Via Roma e Corso del Popolo ai danni di esercizi commerciali. Sempre lo stesso anche il modus operandi del giovane rapinatore, che con atteggiamento di sfida entrava nei negozi e, senza celare l'intenzione di rubare né nascondere la refurtiva, arraffava quanta più merce possibile per poi allontanarsi senza esitare ad usare la violenza nei confronti di chiunque cercasse di bloccarlo. Il 27enne, irregolare in Italia e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato arrestato per rapina e rinchiuso nel carcere di Santabona. Sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento del 27enne in altri episodi di furti e rapine verificatisi a Treviso. Ancora cronaca, ma stavolta da Padova, perché sarebbero almeno 3 le vittime del finto rappresentante di Sciarpe. La denuncia di una vittima e le verifiche in corso su 2 casi simili che per fortuna sarebbero falliti. I carabinieri hanno diffuso in queste ore la foto di Adil Muhammad, il pakistano di 45 anni accusato di violenza sessuale ed ora in carcere a Verona. Dopo la commessa della Bassa Padovana, ipnotizzata grazie al filo bruciato di una sciarpa e poi violentata per quasi un'ora, una settimana fa, altre donne potrebbero essere cadute nella sua trappola, ma potrebbero avere paura a denunciare. Ricostruito quanto accaduto, la commessa di circa 30 anni non ha esitato a rivolgersi ai carabinieri, che hanno rintracciato il suo aggressore, che ancora si aggirava in paese, sottoponendolo a fermo di polizia giudiziaria, fermo convalidato dal GIP di Padova. Invece una 21enne di Mogliano Veneto è stata denunciata per avere aggredito con un coltello 2 ragazzi durante una lite.
Dalle parole ai fatti, il passo è stato breve. Una ragazza di 21 anni in stato di evidente alterazione aggredito con un coltello, 2 ragazzi ferendoli alle mani. È accaduto nel cuore di Mogliano Veneto, nei pressi di un bar proprio nella centrale via Matteotti. Intorno alle 3 del mattino la 21enne ha iniziato un violento litigio per futili motivi con alcuni giovani. Ad un tratto la donna ha estratto un coltello ed ha colpito un 28enne del posto ad una mano. Non solo, ma è riuscita a ferire anche un 23enne di origini moldave. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno riportato la calma riuscendo a disarmare la ragazza. Si tratta di un coltello a doppia lama lungo complessivamente più di 20 centimetri. I 2 feriti sono stati invece portati al pronto soccorso per essere medicati. Hanno riportato lesioni guaribili in 7-10 giorni. L'arma ovviamente è stata sequestrata e la 21enne, già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata denunciata in stato di libertà per lesioni aggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Non è la prima volta che nel centro di Mogliano si scatenano liti violente. In attesa di altre novità per quanto riguarda la cronaca, noi siamo sempre pronti a darvi le ultime notizie. Facciamo un salto proprio al volo a Padova, abbiamo giusto un minuto per le ultime notizie dalla conferenza stampa dell'ULSS 6 Ugania, che sappiamo essere in difficoltà in questo momento fra attacco hacker e organizzazione della campagna vaccinale. Ce ne parla Valentina Visentin. Sì, Ferdinando, un flash al volo perché si sta proprio facendo il punto sulla situazione dopo l'attacco hacker di venerdì scorso che ha coinvolto le alte infrastrutture aziendali. C'è stato questo blocco delle attività, sta spiegando l'USL, proprio per consentire di impedire che non vengano diffusi i dati. Al lavoro ci sono enti di cyber security, adesso si sta passando, in questi giorni si sta effettuando la bonifica, per questo i disagi con i punti prelievi che sono al momento chiusi, ma prima di riattivare completamente le infrastrutture è necessario che tutti i computer siano puliti, sani e non infettati, quindi il virus che anche in questo caso purtroppo coinvolge non le persone ma le macchine, quindi la bonifica è lunga, è complessa, ma l'USL è al lavoro e poi insomma saremo in grado di dirvi più o meno quando le attività potranno riprendere in maniera ordinaria. Intanto poi è stato fatto il punto sui contagi che sono davvero cresciuti, anche se si sta assistendo, e questo pare che sia un primo segnale incoraggiante, ad un appiattimento della curva, quindi restano alti ma la curva è appiattita. Un dato molto significativo dell'efficacia dei vaccini riguarda la RSA, perché l'anno scorso c'erano tantissimi, centinaia di contagi al giorno in RSA. Pensate che adesso ci sono solo 5 casi di positivi, tutti asintomatici, in 5 strutture, quindi 5 casi a fronte di centinaia e centinaia di casi rispetto all'anno scorso. Si sta accelerando sulle vaccinazioni, si è arrivati tra il 6 e il 7 di dicembre, pensate, a oltre 9.000 somministrazioni al giorno e ci sono quasi 900 prime dose ogni giorno, quindi insomma un incremento della campagna vaccinale che verrà con posti disponibili, più di 50.000 posti disponibili fino a febbraio, e con la settimana prossima la riapertura del padiglione 8 a sostegno dei centri vaccinali dell'USL. Molto bene Valentina, tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Intanto grazie, buon lavoro. Torniamo in studio dopo questo flash. La conferenza stampa, sappiamo, è ancora in corso da parte dell'ULSS 6 Ugania, quindi la nostra collega è uscita proprio un minuto giustamente per aggiornarci sulle ultime novità di questa azienda sanitaria che sta vivendo un periodo abbastanza complicato. Adesso andiamo a Vicenza perché l'amministrazione comunale ha deciso di lasciare invariate il costo per le famiglie per quanto riguarda le mense scolastiche della scuola dell'infanzia e delle primarie. Per il terzo anno consecutivo restano invariate le tariffe previste per i servizi di scuola, bus e mensa nelle scuole dell'infanzia e primarie statali e comunali. Siamo vicini alle famiglie, non aumentiamo assolutamente il costo del pasto mensa, anche se devo dire che il Covid ha aggravato molto la situazione, i costi sono lievitati, ma di questo si è fatto carico completamente questa amministrazione.
L'anno scorso, per rispondere alle misure legate alla pandemia, di riorganizzazione dei pasti, delle esigenze espresse dai dirigenti, l'amministrazione aveva utilizzato 600.000 euro provenienti dal fondo per l'emergenza Covid. Per il 2021-2022 l'obiettivo è stato quello di riaprire in quasi tutte le scuole le mense, mantenendo solo la turnazione dei pasti e coprendo i costi derivanti dalla necessità di avere più personale e maggiori spese di sanificazione, con 300.000 euro provenienti dal bilancio comunale. Uno sforzo, spiega l'assessore Tolio, di cui l'amministrazione si fa carico senza gravare nemmeno con un centesimo in più sulle famiglie. Ci siamo assolutamente impegnati a non gravare minimamente sulle famiglie, le sosteniamo in tutti i modi e credo che non aumentare il servizio mensa sia una delle prime misure. Ricordo anche che abbiamo sostenuto anche gli asili nidi, per la terza volta andiamo a scontarli del 20%. Ricordo anche che è ancora possibile fare richiesta con agevolazione ISEE per i costi delle mense, che nonostante ci sia un termine noi riceviamo ancora, perché è doveroso essere completamente a posto con quello che è il pagamento delle mense. A fronte di questo, l'amministrazione chiede al contempo un impegno e un'attenzione reciproci, quello da parte dei genitori nell'adempiere al pagamento delle tariffe. Sono infatti in aumento in alcuni giorni dei fruitori del servizio mensa con un credito negativo, cioè senza aver pagato senza validi motivi. Per questo l'amministrazione ha deciso di incrementare i controlli a sorpresa antifurbetti nelle scuole, in virtù del fatto che per chi ha difficoltà economiche c'è la possibilità di accedere a tariffe agevolate. Tariffe già godute da 1.847 famiglie a fronte dei 6.062 bambini iscritti alle mense delle scuole di infanzia e primarie statali e comunali. È una questione di correttezza, una questione di equità per chi fa i salti mortali per pagare. Anche in passato non abbiamo tollerato la presenza di furbetti e devo dire che non lo faremo neanche adesso, ma invitiamo tutti a venire nel nostro assessorato qualora ci fosse qualche difficoltà ad esternarla, che la soluzione c'è, può essere tramite agevolazioni ISEE o addirittura dove le problematiche fossero strettamente legate al Covid c'è la possibilità anche di un sostegno completo. Rimaniamo in argomento perché ci sono novità importanti anche per quanto riguarda le rette e il trasporto disabili. Bilancio Scuola Zocca è il nome del servizio che vedremo fra pochi istanti. 365.000 euro di aiuti alle famiglie in materia di scuola, contenuti nel testo di bilancio che ha avuto il via libera della Giunta. Tra le misure principali la riduzione del 20% delle rette mensili degli asili nido per il periodo da gennaio a luglio 2022 per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. La copertura per tutto il prossimo anno del servizio di scodellamento del pasto, lo stanziamento di 15.000 euro in più rispetto allo scorso anno per il trasporto a scuola dei bambini con disabilità motorie certificate, vista la maggiore richiesta del servizio da parte delle famiglie. Inoltre saranno stanziati 20.000 euro in più per i giovani, mentre è previsto un investimento per l'avvio del nuovo corso universitario in design nel palazzo ex ACI di Piazzetta San Biagio. Per l'anno 2022 il Comune di Vicenza nella ripartenza aiuterà le famiglie soprattutto nell'ambito scolastico. È prevista una riduzione delle rette scolastiche, andrà a vantaggio di 422 famiglie, una riduzione del 20%, sono circa 180.000 euro. Inoltre noi prevediamo anche il sostegno alle famiglie per il servizio della mensa e dello scodellamento ai bambini, che sono altri 180.000 euro che il Comune mette a disposizione, evitando che le famiglie si sobbarchino un costo mediamente di 1.800 euro. Stesso tema più o meno, zona diversa, perché andiamo a Treviso a parlare del potenziamento del trasporto socioassistenziale. Una sinergia che premia, quella tra MOM e il Comune di Villorba. Presentata tra gli applausi una nuova vettura attrezzata che andrà a potenziare il servizio di trasporto socioassistenziale garantito dell'associazione volontariato Vivere Insieme. Il trasporto consiste nel trasportare persone fragili che vanno dai minori, diversamente abili, ma persone che hanno anche problemi motori. E questa associazione, cui daremo il pulmino,
fa 8.600 trasporti l'anno. Oltre alle persone fragili c'è anche una consegna dei pasti che viene fatta sempre alle persone anziane. Quindi era necessario avere un partner come MOM per portare a casa questo pulmino attrezzato. Un aiuto ai più fragili che MOM si impegna ad ampliare anche a tutto l'arco provinciale. Oltre a questa situazione importante col comune di Villorba che abbiamo concluso da poco, noi facciamo anche un trasporto per le persone con ridotte capacità motorie che hanno necessità di spostarsi per lavoro o per altro. Chi ha l'abbonamento MOM nelle città di Treviso e di Conegliano, ci sono dei volontari che fanno dei trasporti dedicati secondo le esigenze di ognuno. Siamo in tema sanitario, in ambito sanitario, perché a Vicenza scatta un protocollo per la raccolta di farmaci non scaduti. Da sempre esiste un protocollo per il recupero dei farmaci scaduti ed è di competenza delle farmacie. Abbiamo fatto qualcosa in più e adesso raccogliamo anche i farmaci non scaduti. È un protocollo che ci ha chiesto l'Ordine dei farmacisti, siamo stati ben lieti di portare avanti perché è un segnale innanzitutto ambientale, perché i farmaci non scaduti poi vanno ovviamente in discarica con dei problemi anche importanti di smaltimento, ma è anche un segnale sociale, perché poi questi farmaci attraverso i medici e i farmacisti vengono distribuiti alle persone in difficoltà, quindi un segnale anche di attenzione alla spesa pubblica. Mai più sprechi di farmaci dunque. Il Comune di Vicenza ha avviato l'iniziativa di raccolta dei medicinali non scaduti per destinarli agli enti assistenziali. Per questo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa col Banco Farmaceutico Nazionale Onlus, con l'Ordine dei Farmacisti di Vicenza, Federfarma, AIM Ambiente e Lusotto Berica. Il progetto partirà con il coinvolgimento iniziale di un primo gruppo di farmacie cittadine che si sono volontariamente messe a disposizione per la sperimentazione. Le farmacie aderenti raccoglieranno, metteranno fuori dei cartelloni, ovviamente il farmaco va consegnato al farmacista, non va smaltito in modo autonomo dalle persone e i farmacisti poi lo distribuiranno attraverso la Caritas alle persone che ne abbiano fatto richiesta, attraverso i medici. Un invito ai cittadini a collaborare. Un invito ai cittadini sempre ad essere consapevoli negli acquisti e negli smaltimenti, in particolar modo in questo caso dei medicinali. Abbiamo aperto questo nostro telegiornale con la neve, lo chiudiamo con la neve perché abbiamo Federico Fusetti e Federico Cibotto che sono ancora in altopiano. Questa volta vediamo Federico Fusetti in compagnia del sindaco di Roana, Elisabetta Magnabosco. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ferdinando, sì, buongiorno sindaco anche dallo studio ovviamente. Un sindaco, ecco, il sindaco di Roana come hai detto, ci siamo spostati qui da Asiago, un sindaco che non è però in abbigliamento da sindaco, come mai? Certo, non siamo in abbigliamento da sindaci perché diciamo che con questa neve si comincia la stagione invernale vera e propria effettiva e quindi ci siamo coordinati in modo giusto. Dopo il nostro collegamento svelo un retroscena, il sindaco andrà a sciare. Beh certo, sono andata anche ieri perché non c'è paesaggio più bello che prendere gli sci, andare quando nevica e non solo, anche oggi, adesso tra un po' arriverà il sole, però c'è un'atmosfera bellissima, è tutto ancora vergine, la neve è meravigliosa e pertanto perché no, sci d'alpinismo, anche gli sci di fondo possono andare bene e quindi in questo caso sci da discesa con impianti che sono già aperti, abbiamo l'imbarazzo della scelta per poi non andare a ripiegare anche sulle ciaspole per gli appassionati, quindi di sicuro tutti gli sport invernali cominciano a vivere già da oggi e un sindaco non può non dare buon esempio, no? Certo. E la neve cambia tutto, cioè con la neve il paesaggio cambia completamente, anche gli addobbi qui lungo le strade acquistano un valore diverso. Sì, diciamo che la neve fa risaltare gli addobbi, fa risaltare la natura, l'altopiano, quindi abbiamo questa fortuna di poter vedere varie stagioni e ogni stagione ci cambiamo il colore. Quest'anno è stata anticipata la stagione sciistica, quindi l'8 dicembre siamo stati puntualissimi rispetto agli anni passati, speriamo che anche le normative Covid
Covid possano fare in modo che tutti i nostri operatori turistici possano dare il meglio di loro, visto che si sono organizzati, si sono molto impegnati per trasmettere un biglietto da visita numero 1 dell'altopiano. Ecco, a proposito di Covid, poi siamo in chiusura, ma abbiamo sentito gli operatori, anche i commercianti ad Asiago, abbiamo sentito dei turisti, adesso lei ci conferma questo, c'è molta attenzione sia da parte vostra ma anche da parte degli stessi turisti, nel senso che abbiamo capito che sono molto rispettosi, ci tengono, insomma l'obiettivo comune di tutti da una parte e dall'altra è non chiudere, cioè fare di tutto perché Natale sia un Natale aperto, tra virgolette. Sì, questo sicuramente. Come comune, visto che eravamo anche comune capofila per i vaccini, abbiamo anche sollecitato l'aumento dei posti in agenda e quindi abbiamo avuto una risposta positiva. Perché? Perché gli operatori turistici, oltre che tutti i cittadini altopianesi, potessero avere la possibilità di fare un vaccino, la terza dose, e quindi di presentarsi in un certo modo anche verso il turismo. Nello stesso tempo i turisti sono molto rispettosi. Io devo dire che i turisti, lo vediamo nei bar, negli esercizi commerciali e quant'altro, entrano sempre in punta di piedi perché anche loro logicamente stanno collaborando con noi affinché la stagione turistica sia la migliore. Io ringrazierei il sindaco. Ferdinando, so che siamo in chiusura, se hai qualche domanda. Federico, ti chiederei se anche voi con Federico Cibotto andate a sciare con il sindaco di Roana dopo questa intervista, ma so già la risposta, quindi vi lasciamo al vostro lavoro. Ci vediamo dopo, naturalmente. Privacy. Federico, allora ringraziamo Federico Fusetti, Federico Cibotto, naturalmente Elisabetta Magnabosco per queste ultime dichiarazioni sull'avvio di questa importantissima stagione invernale che dovrà salvare il turismo di montagna di tutto il Veneto. Ringraziamo Fabio Veni e Alessandro Costacurta per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case le ultime notizie del Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.